In Sicilia una famiglia su 10 rinuncia alle cure per difficoltà economiche. Secondo i dati del rapporto Crea Salute dell'Università di Tor Vergata della capitale, da dati 2016, una famiglia su 10 non ha potuto affrontare le spese per fare terapie, acquistare farmaci, prenotare esami diagnostici. Questo è il triste primato di povertà dell'Italia meridionale, con in testa Sicilia e Calabria. La Sicilia infatti è solo seconda alla Calabria per numero di famiglie che hanno rinunciato a curarsi per le difficoltà economiche. Il rapporto mette in luce come nel 2016 il 18% delle famiglie italiane, circa 4 milioni e mezzo, ha cercato di limitare le spese sanitarie per motivi economici, ben 100.000 persone in più rispetto al 2015 e di queste almeno 1 milione le hanno addirittura annullate del tutto. Il disagio economico per le spese sanitarie è molto più presente nel sud del paese, con una percentuale che sfiora l'8% delle famiglie. Rispetto all'anno precedente si registra una riduzione del disagio economico nelle regioni del centro e del nord ed un sensibile aumento in quelle del sud. Calabria, Sicilia e Umbria sono le regioni con la maggiore incidenza di condizioni di disagio, rispettivamente il 12%, il 10% ed il 9% delle famiglie. All'estremo opposto ed in condizioni naturalmente migliori il Trentino Alto Adige, dove solo il 2% delle famiglie in condizioni di disagio economico dovuto ai consumi sanitari e la Lombardia con il 3%. L'altra faccia della medaglia è l'impoverimento di chi, pur di non rinunciare alle cure, si impoverisce. In Sicilia circa 70.000 famiglie nel 2016 si sono rovinate per sostenere spese sanitarie. Sono dati elaborati dalla professoressa Ornella Giambalbo, docente di statistica all'Università di Palermo. Se da un lato il rapporto Censis rivela che la spesa sanitaria pro capite in Sicilia è di appena 267 euro, in Val d'Aosta arriva a circa 780 euro e tutto questo produce nelle regioni del sud anche un calo delle visite specialistiche, con un segno meno sui controlli dei bambini a pediatri e medici di famiglia.